Benvenuti al Giro del Mondo in 80 giorni. A cura di Radio Nostra, ogni lunedì sera dalle ore 21. Buon ascolto. Ventitreesima puntata, Giro del Mondo in 80 giorni anche oggi, 1 maggio, sul coraggio, che andiamo avanti. Con me sulla navicella della mongolfiera di Radio Nostra c'è Rossella. Ciao Rossella. Buonasera Gianluigi, buonasera a tutti, buon 1 maggio a tutti. Ma non solo Rossella c'è nella nostra mongolfiera, ma c'è anche Omar da Liegi. Ciao. Ciao Gianluigi. Ciao. E auguri di buon compleanno. Grazie. Appena fatto. Insomma, Quindi 1 maggio e tanti auguri a te. Grazie mille. Che Omar da Liegi non ha il cognome, ma con noi abbiamo anche il primo ospite, lo già sentiamo. Con noi c'è Paolo Rosa Salva, architetto. Buonasera. Ciao a tutti, buonasera. Grazie. Bene. Di avermi chiamato. Andiamo col primo brano, Lica Ceccato, che la sentirete anche al Litorale Jazz Festival il prossimo luglio. Lica Ceccato. Yeah, yeah, da 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 yeah, in da da ne, la yeah, da da die, como num cinema o dia vai e vem. Tenho em mim o norte do meu bem. Minhas rodas são meu ouro, meu caminho é o meu tesouro. E com sorte chego mais além. Por cima dos campos eu vou me espraiar. O mundo é maior que meu olhar. Sonho um mundo sem fronteiras, ninguém mais é estrangeiro. Já não há pra que nos separar. Vasto é o mar e as histórias pra contar, como as de chegar, partir, ficar. Esse é o lugar para se lançar. Como num cinema o dia vai e vem. Tenho em mim o norte do meu bem. Minhas rodas são meu ouro, meu caminho é o meu tesouro. E com sorte chego mais além. Por cima dos campos eu vou me espraiar. O mundo é maior que meu olhar. Sonho um mundo sem fronteiras, ninguém mais é estrangeiro. Já não há pra que nos separar. Vasto
as histórias pra contar, como as de chegar, partir, ficar. Esse é o lugar para se lançar. Ile Lì che ha ceccato con noi alla chitarra Sputteri Enrico, Stefano Sputteri. Li trovate qua al Litorale Jazz Festival giovedì 20 luglio. Abbiamo mandato già, dichiariamo in anticipo i nostri programmi, ma con noi adesso siamo rimasti in Laguna con l'architetto Paolo Rosa Salva. Buonasera, ciao. Ecco qua. Bene. No, scusate, avevate il microfono spento, dovete rifare la presentazione. Con noi Paolo Rosa Salva. Eccomi qua. E bentornato Paolo Rosa Salva, Grazie, amico grazie. della radio. Grazie. È un buco il 1° maggio, siamo ancora un po' lenti. Per noi è festa, per noi lavoratori è festa. Vero Omar? Sempre fideli alla festa. Allora, con Paolo ritorniamo a parlare, come avete sentito la scorsa settimana abbiamo parlato di cippi di conterminazione lagunare, questa sera ne parliamo, ne parleremo anche il prossimo lunedì perché ci sarà una manifestazione fatta dall'associazione Tra Mare e Laguna, 2 giorni 12-14 maggio appunto sui cippi. Quindi abbiamo scoperto che Paolo Rosa Salva ha fatto una mappa dei cippi nel 1970. Beh, non è che io abbia fatto una mappa dei cippi, io avevo già dalla metà degli anni 60, 67, 68 studiato la laguna, l'evoluzione della laguna, le sue trasformazioni, e uno degli elementi molto importanti in cui si teneva conto era la conterminazione lagunare. La conterminazione lagunare è una delimitazione amministrativa del rapporto che c'era tra quella che chiamiamo ancora terraferma e le acque della laguna che erano amministrate dal suo centro, cioè da Venezia, dal magistrato alle acque, e la laguna era vista dal suo interno. Col passare e la linea amministrativa, all'interno della linea amministrativa vigeva una legislazione che governava le modalità di intervento in laguna. Uno dei punti fondamentali era evitare che la laguna si interrasse e che venissero fatte opere di interramento, di bonifica, di trasformazione all'interno di questa linea. La conterminazione del 1791, che è 6 anni prima della caduta della Repubblica, 1797, era un po' la conclusione della delimitazione di tutta la laguna, così come era all'epoca, ma precedentemente ce n'erano anche state altre linee di demarcazione di ambiti diversi. E quella del 1791 fu segnata con 99 cippi di pietra che furono posti lungo i bordi lagunari e che esistono ancora oggi, sebbene in stato di manutenzione, diciamo precario, perché non c'era più l'attenzione che era stata fatta a suo tempo. Bisogna dire che, cosa che mi ha colpito molto recentemente, è che negli anni 70 si parlava sì di conterminazione, fu anche successivamente aggiornata, però nel Novecento la laguna è stata profondamente modificata, trasformata, con estese opere di interrimento o di prosciugamento di aree lagunari, bonifiche ad uso agricolo, cioè togliendo l'acqua, prosciugando, e il terreno si abbassava, oppure interrando, come ad esempio in molte aree, l'aeroporto, Porto Marghera, la prima, la seconda zona industriale, le casse di colmata di quella che doveva essere la terza zona industriale,
o altre aree relativamente piccole come potevano essere, non so, Sacca Fisola, Sacca San Matteo, di dietro Murano e così via. Non c'era più quell'attenzione che c'era stata precedentemente nel governo della laguna e nel controllo della sua evoluzione. Era cambiato completamente il principio fondamentale, che era quello di tutelare al massimo le acque. Questo. Oggi quello che mi ha colpito è che l'interesse verso questi cippi e quindi anche la contaminazione viene visto da quella che chiamiamo ancora adesso terraferma, cioè c'è un'attenzione particolare ancora una volta a questa delimitazione e quindi è molto importante questo, perché vuol dire che si è sviluppato, d'altra parte la popolazione che si interessa alla laguna è tutta al di là di quella che io chiamo contaminazione vista ancora da uno dei pochi residenti ancora a Venezia. Quindi questo è una dimostrazione di un interesse molto ma molto importante. Sì, questo appunto dimostra come il discorso dello spopolamento di Venezia lo possiamo vedere anche attraverso questo interesse dei cippi, no? Sì, ma era inimmaginabile che nella zona di Chioggia o al Cavallino Tre Porte ci fossero delle persone che vanno a vedere dov'è il cippo, vanno, camminano in mezzo alle canne, si avventurano in barena per vedere se è dritto, se è storto, se è caduto, segnano, no è caduto, no ha ceduto, cos'è qua? Un disastro. È così, ma non è un attaccamento alle pietre, è un interesse verso le caratteristiche dei luoghi e i simboli, perché i cippi sono dei simboli che lo rappresentano. È chiaro che segnano un confine. Una volta il confine era con la terraferma per evitare, ripeto, che la terraferma avanzasse verso la città di Venezia, per tutti i motivi che ben sappiamo, strategici, militari, idraulici, sanitari e così via. Adesso è molto importante che ci sia questo grande interesse nei confronti della tutela dell'ambiente, perché se c'è un interesse verso i cippi c'è anche, secondo me, un interesse verso la tutela delle caratteristiche dell'ambiente. Questo, secondo me, dal punto di vista culturale è uno sviluppo che mi ha colpito. Rossella, non ti sentiamo perché il microfono spento. Beh, intanto faccio io una domanda a Paolo, proprio scema, se me lo consentite, perché io i cippi non li ho mai visti, ma sono l'equivalenti delle pietre miliari che ci sono un po' in tutta Italia? Sono molto più grandi. Sono molto più grandi, sono dei pilastri di pietra ad Istria, con una copertura di tipo piramidale. Cippi ce ne sono un po' dovunque, lì dove c'è un confine venivano posti dei cippi. Che questa è la caratteristica fondamentale. Negli anni '80 ancora c'era stato un gruppo di architetti che si interessava di restauro della pietra, che aveva fatto già all'epoca una ricognizione proponendo il restauro dei cippi, cosa che poi non ebbe seguito perché non c'erano i fondi necessari per poter fare un intervento di quel genere, perché la competenza dei cippi ancora adesso c'è da un lato il magistrato alle acque, dall'altro c'è la sovrintendenza, poi ci sono anche le amministrazioni locali che non sono direttamente interessate, ma in ogni caso nel territorio in cui ricadono questi cippi sono responsabili, dovrebbero essere responsabili. In qualche maniera sono sempre dei beni culturali dal mio punto di vista molto, molto importanti, perché segnano un punto nella storia della laguna che va avanti da secoli, secoli e secoli. Cioè, questo è un significato che nel Novecento era andato disperso perché gli interessi erano altri e soprattutto c'era stato dal punto di vista della popolazione veneziana, dopo la costruzione del ponte ferroviario traslagunare, ancora a metà dell'Ottocento, poi il ponte
automobilistico, poi il raddoppio del ponte ferroviario, tutte le linee, i trasporti che avvenivano via acqua furono portati su quelli su gomma o su ferro e così via, e di conseguenza i ritmi lagunari cambiarono, o le modalità di uso della laguna cambiarono, e lo vediamo sempre di più ancora oggi, insomma, senza aprire i termini dei trasporti lagunari, e cosa è diventato oggi quello che era il parco di San Giuliano a Mestre. Lo sappiamo bene, il parco in realtà è diventato un momento di parcheggio di una zona che era laguna, barene, fu interrata con fanghi che provenivano da Porto Marghera, anche radioattivi, fanghi bianchi, fanghi molto inquinati, ci furono interventi di bonifica, però attualmente quello che era il parco è diventato, la chiamano, una piattaforma per i grandi eventi, come a Treviso, come a Padova. Peraltro, se ci sono già prenotati 30.000 ingressi al concerto che sarà quest'estate, credo da parte dei Pinguini tattici. Tattici nucleari. Perfetto ambiente per loro. Vuol dire che se ci sono 30.000 persone che vanno, vuol dire che l'interesse è quello. Io mi dispiace, non posso dire né mi dispiace né mi dispiace, cioè preferivo ci restasse un parco a disposizione della città, ma è stato costruito un muro, è stato delimitato tutto, non sarà chiuso tutto l'anno, ma in ogni caso sono state cementificate varie zone. Peraltro anche il trasferimento dei cantieri lungo il canale che entra a Marghera, il canale Salso, sono rimasti lì, sono aumentate le volumetrie, ma io che ho studiato urbanistica non mi stupisco di questo, perché è uno sviluppo, diciamo, che avviene in diverse zone a favore dei trasporti, in sostanza, dei trasporti verso Venezia. C'è un'associazione degli amici del parco di San Giuliano, così via, che cerca di tenere in qualche modo alcune aree protette, però di fatto è quello, e anche quella che era un'area di laguna, perché arrivava fino a Porto Marghera, la zona di Barene, una della prima industriale. Sì, ma appunto in effetti vediamo i cippi interrati, quindi la laguna era molto più estesa. C'è ancora un cippo dentro a Marghera, dentro in zona industriale c'è ancora un cippo che è lì, poverino, nel senso, no, qualcuno si è interessato, fanno le foto, questo è importante, però zone che erano laguna, ma nei primi anni del Novecento per sviluppare Marghera le barene erano definite zone paludose, insalubri, da bonificare, appunto. Sono cose che sono andate così, ma non solo a Venezia, sono accadute in tutto il mondo. Certo. Diciamo che l'interesse rinnovato per questi cippi, anche abbastanza diffuso, no, può aiutare la laguna a essere tutelata, nel senso che... Non c'è dubbio, ma negli anni 70 fu pubblicato dal CNR un libro che parlava degli aspetti biologici, naturalistici, non ancora ambientali, perché il termine non era ancora usato, e un professore dell'Università di Trieste, Pignati, parlava di un parco nazionale della laguna. Io quando lessi parco nazionale, mamma mia, in laguna un parco nazionale, magari da un lato, dall'altro dico, ma mi sembra un po' troppo. Oggi ci sono state confronti molto molto lunghi per un parco regionale, per un parco locale, per mezzo parco della laguna. Nessuno di questo ha raggiunto l'obiettivo, perché la laguna è talmente storicizzata che, sebbene abbia una presenza naturalistica importantissima a livello internazionale, la presenza storica è enorme. Io oggi la laguna la chiamerei un parco urbano ormai, nel senso che è circondata da zone urbanizzate, e dovrebbe essere trattata come un parco urbano, cioè controllata esattamente in tutti i suoi aspetti e gestita accuratamente
nelle sue forme evolutive, che hanno caratteri naturali estesissimi, ma che vanno controllati, come è sempre stato nel corso della storia, anche nel 500, nel 400, gli antichi scrittori che chiamavano scrittori di idraulica, ma li hanno chiamati scrittori di idraulica ai primi del Novecento, da quando il Magistrato alle Acque ricostituito aveva pubblicato dei libri che definiva antichi scrittori di idraulica, ma quelli che avevano scritto, come Cristoforo Sabadino, aveva parlato della laguna come un ecosistema. Il termine non esisteva, ma era un'interpretazione che oggi chiamiamo sistemica, ma che era un'analisi precisa delle interazioni tra i fattori lagunari e le forme evolutive. Avevano capito tutto di quello che era il comportamento della laguna e sapevano gestirlo molto bene. Poi, cambiato il punto di vista, la cosa è andata un po' dispersa, ma quello che si sa benissimo quali sono le forme evolutive della laguna. Recentemente, lungo il Sile, è stata introdotta dell'acqua dolce in laguna con un sistema controllato, perché è giusto rigenerare, certo. Con sistemi controllati, però, perché... Ecco, su questo che dici c'è un bel libro fatto da Luigi Dal Paus, l'evoluzione morfologica della laguna di Venezia attraverso la lettura di alcune mappe storiche e delle sue carte idrografiche. Lo trovate anche scaricabile in PDF, facendo una ricerca su internet lo potete scaricare. Ed è molto interessante e c'è gran parte appunto della morfologia della laguna dal Sabadino ad oggi, insomma, ai lavori del Consorzio Venezia Nuova con il Mose. Sì. Proprio così, cioè adesso il Mose esiste, funziona, quindi c'è un controllo esatto dei flussi di marea e dei flussi di acqua dolce. Ormai la laguna è totalmente controllabile in tutte le sue forme. Ciò che erano la marea una volta si propagava naturalmente, adesso è controllata e può essere gestita continuativamente, così come le acque dolci, per ricostituire degli ambienti tipicamente lagunari, reintroducendo dell'acqua dolce, questo è possibile. È chiaro che non è da rintrodurre un fiume così com'è, no? Come hanno fatto lungo il Sile, e hanno creato dei sistemi di missione controllata di acqua dolce. Così come avviene ancora in quelle che si chiamano ancora valli da pesca, certo. Che lì l'acqua è gestita con delle chiavi, sono forme di controllo storicamente conosciute, non sono delle novità, solo che l'attenzione attuale è maggiore di quella che c'è stata nel corso del Novecento, cioè per la laguna il secolo del Novecento è stato molto 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 pesante per la sua trasformazione. Su zone molto vaste, ecco, che peraltro proveniva anche lì con la costruzione dei moli foranei alle bocche di porto, quindi con l'aumento delle quantità dei volumi di acqua marina che entravano e entrano ancora adesso in laguna, tranne quando vengono messi in funzione le paratoie, che peraltro vengono messi in funzione per adesso solo nel momento in cui c'è un fenomeno di acqua alta. Certo. Sopra l'1,40, cos'è? No, ma adesso le chiudono anche prima. Anche prima, perché in realtà quando è prevista un'alta, per fortuna, devo dire io, ma qui sono gli aspetti portuali, anche lì è tutto un discorso che se no finiamo tra 3 settimane. Va bene, Paolo, grazie mille per questa tua analisi lagunare. Noi restiamo sempre con la nostra mongolfiera nell'Adriatico, però adesso scendiamo un attimino e mettiamo il secondo brano. Grazie Paolo. Grazie a voi, ciao. Sabbia del deserto
questo non assaporasti per via di quel velo che occhi e viso ti copriva. Un giorno chiedesti libertà. Dove sei, libertà? Prendimi fra le tue braccia, portami via, via di qua. Dove sei, libertà? Dove sei, libertà? Prendimi fra le tue braccia, portami via, via di qua. Dove sei, libertà? Sognasti di volare come fa un airone verso l'ambra del tramonto, nell'argento delle acque, per trovare finalmente quella per tutti scontata libertà. Libertà. Dove sei, libertà? Prendimi fra le tue braccia, portami via, via di qua. Dove sei, libertà? Dove sei, libertà? Prendimi fra le tue braccia, portami via, via di qua. Dove sei, libertà? Dove sei, libertà? Grazie a Giulia D'Alessandro con Dietro il velo della libertà, e noi viaggiamo con la nostra mongolfiera. Siamo arrivati nel Montenegro, dove troviamo la insegnante, la professoressa Teresa Albano. Buonasera Teresa. Buonasera, lasciamo dire a lei in quale città si trova, nella capitale, ma a questo punto non ho più coraggio di... Ma no, non è vero. Podgorica. Benvenuta allora. Grazie, un tempo si chiamava Titograd, probabilmente era più facile anche da pronunciare. E io ci sono stata, devo dire, con un certo orgoglio. Che bello, che bello. Ed era irriconoscibile, cioè proprio due città, per fortuna, insomma, credo, completamente diverse. Ci sei stata parecchie volte, anche quando con Docenti Senza Frontiere siamo passati per il Kosovo, no? Sì. Ti ricordi Rossella con i progetti allora, sì. a Pejapec e a... E una volta tornando indietro siamo passati per il Montenegro, ma non è stato un momento molto piacevole. Vabbè. Allora Teresa, raccontaci un po', tu sei in Montenegro da parecchi anni? Da una vita, posso dirlo. Sì, dal 99. Io sono arrivata in Montenegro subito dopo l'embargo, quando questo paese ancora stava decidendo il suo futuro, che poi nel 2006 si è concretizzato perché è diventato un paese indipendente. Sono arrivata qui per starci pochi mesi, per fare un'esperienza da lettrice all'università, e questi pochi mesi si sono trasformati in anni. E ogni anno mi riprometto di andare via e ogni anno resto qui.
le ultime parole famose, Certo, qualche certo. giornata, ma invece... Ascolta Teresa, e quindi adesso insegni all'università o in una scuola? No, allora la mia storia è una storia un po' particolare perché io sono arrivata qui quasi da volontaria perché dovevano aprire una cattedra di studi quadriennali di italiano e quindi siccome io mi sono laureata in filologia e storia dell'Europa orientale e come prima lingua avevo studiato il serbo-croato, allora si chiamava ancora così, la mia professoressa di Zagabria mi propose, uso il passato remoto perché veramente è ormai tale, mi propose di fare un anno di esperienza all'Università del Montenegro per aiutarli ad avviare questa cattedra. Quindi sono partita, sono arrivata in una città che si chiama Nikšić, che è una città a un'ora dalla capitale e che è sede dell'università, in realtà di tutte le università umanistiche, diciamo, perché poi il Montenegro ha dislocato le università in varie città proprio per garantire una presenza di giovani quasi in tutto lo spazio del paese. E quindi sono arrivata in questa università con uno stipendio montenegrino. Non vi dico, non ve lo dico perché è impensabile. Loro mi hanno garantito una stanza che mi pagavano loro, 2 volte al mese mi portavano in uno sgabuzzino a prendere 2 litri di olio, 2 pacchi di sale, 3 kg di zucchero e poi a un certo punto 5 kg di farina e su questo pacco della farina c'era scritto offerto dal governo e dal popolo italiano. Quindi immaginatevi come mi sono sentita in colpa io a prendermi queste cose che noi avevamo donato e stavamo 8 ore al giorno senza corrente elettrica, quindi in Montenegro significa non avere nulla, né l'acqua calda, né la TV, né la radio. All'epoca i cellulari erano una novità e per telefonare in Italia si andava alla posta, ti mettevi in fila e aspettavi il tuo turno e avevi solo 5 minuti di tempo per poter parlare con la famiglia. È stato un periodo estremamente difficile, io dico sempre che se non sono fuggita allora non lo farò mai più da questo paese, anche perché io vedevo la mia presenza qui quasi come una missione, ero venuta qui per dare una mano, entravo in classe e mi ritrovavo con questi ragazzi giovanissimi, io all'epoca ero anche giovane, quindi la differenza di età non era tantissima, che mi guardavano come un messia perché per loro l'Italia era la terra promessa. Questa è un'esperienza che abbiamo allora, che condividiamo, perché certo. Questo grazie. Chi ha lavorato in Albania ha avuto questa esperienza. Certo, dicevo grazie è per colpa della televisione, perché tutti vedevano Rai 1 e Rai 2 e quindi sognavano quest'Italia in cui aprendo un pacco tu trovi i soldi e ti risolvi la vita e io avevo il compito di spiegare loro che non è proprio così e mi sono ritrovata in un'aula in cui quando sono arrivata la prima volta mi guardavano in modo strano, io ho chiesto qual è il problema e mi hanno detto ma lei non assomiglia a Raffaella Cardà e io ancora oggi a distanza di tutti questi anni mi chiedo se fosse un offeso o un complimento, non l'ho mai capito. E, parlando la lingua mi hanno scaraventata in una TV locale a tradurre Sanremo, perché Sanremo per loro era ed è una cosa che tutti devono ascoltare e vedere. E quindi insomma le mie prime esperienze sono state un po' drammatiche ma al contempo divertenti, però il sacrificio che mi è costato stare il primo anno in questo paese lo ripagavano gli studenti perché si entrava in classe, vedevi questa proprio, io la definisco sempre fame di italiano. E quindi sono rimasta un anno, poi 2, a un certo punto per sopperire a questa fame di italiano insieme ad un ambasciatore che all'epoca era ambasciatore di Serbia e Montenegro perché eravamo un unico paese, abbiamo deciso di aprire un centro italiano di cultura qui nella capitale che doveva essere diciamo un punto di riferimento per le persone che appunto volevano studiare l'italiano al di là del mondo accademico. E
all'inizio doveva essere un'antenna dell'Istituto Italiano di Cultura di Belgrado, poi è diventato un'ONG, un'organizzazione non governativa, non a scopo di lucro, e quindi a titolo volontario io ho cominciato a fare dei corsi per la cittadinanza. Mi ricordo i primi corsi, perché a me il comune aveva dato 2 spazi, 2 stanze che ancora oggi esistono, e basta. Quindi i primi corsi erano seduti per terra, tipo tanti piccoli indiani, e facevamo lezioni di italiano con tantissima gente interessata a farlo. E quando il Montenegro diciamo, è diventato indipendente, mi sembrava un peccato spegnere questa istituzione, perché è diventato un'istituzione, quindi l'abbiamo trasformato in ONG, e grazie anche a delle mie ex studentesse che si sono laureate poi in italiano, in lingua e letteratura italiana, lo mandiamo avanti dal 2003 con tanti sforzi, perché non è semplice quando non si hanno soldi, perché purtroppo è una cosa che ci autofinanziamo, però è un motivo di grande soddisfazione. Adesso abbiamo una biblioteca, tanti banchi, computer, facciamo lezioni ai bambini. Poi in Montenegro l'italiano è la seconda lingua più studiata dopo l'inglese della globalizzazione. Gli anziani parlano italiano grazie alla televisione. I bambini a scuola sono più di 16.000 discenti che studiano l'italiano nelle scuole elementari e medie superiori, quindi con 60 sezioni in cui si insegna l'italiano. Per un paese di 600.000 abitanti questi sono numeri importanti. Enormi, sì. Ascolta, ma sono iniziative anche del Ministero degli Esteri italiano questi? No, perché io poi, quando si è avviato questa cattedra quadriennale, dopo 16 anni di insegnamento universitario e parallelamente di lavoro volontario insieme prima al consolato e poi all'ambasciata d'Italia, è stato indetto un bando in ambasciata per una persona che si occupasse della promozione della lingua e della cultura, e lì anche con grande sforzo da parte mia, perché a me piace molto insegnare, mi piaceva stare in aula, ho fatto questo concorso, l'ho vinto, e quindi ho cominciato a lavorare per il Ministero degli Esteri, senza però mai abbandonare la parte dell'insegnamento, e quindi mando avanti questo centro di cultura in collaborazione con l'ambasciata. Complimenti. Sì, veramente, complimenti. Quindi, senti, io ho una domanda relativamente a questa motivazione che hai ben illustrato nel tuo percorso, diciamo, ormai passato. Ma oggi, com'è oggi? Il Montenegro o l'insegnamento? Come sono i ragazzi, lo studio dell'italiano, la motivazione ad apprendere? Allora, quando io sono arrivata qui, avevano un sistema scolastico perfetto, cioè ogni discente usciva dalla scuola media superiore capace di poter studiare tutto, mentre in Italia, non so, io ho studiato al classico e quindi avevo una formazione umanistica, cioè se uno mi avesse fatto non so, se mi avesse obbligato a scegliere, che ne so, astronomia, io sarei stata una capra. Loro erano capaci di affrontare qualsiasi corso di studio universitario. Poi dobbiamo pensare che abbiamo più di 70 ragazzi del Montenegro che ogni anno si iscrivono presso gli atenei italiani, quindi c'è questa voglia anche di approfondire gli studi fuori. E poi il sistema è cambiato, anche loro hanno acquisito la famosa dichiarazione di Bologna, eccetera, eccetera, e quindi adesso ci troviamo di fronte a studenti meno appassionati, perché prima era proprio una questione di passione, cioè la gente veniva perché doveva studiare la lingua che il nonno aveva appreso dai partigiani, che il papà aveva appreso guardando l'albero azzurro, eccetera, eccetera. Adesso purtroppo non è più così. Poi l'inglese, purtroppo io credo che sia una situazione dappertutto così, l'inglese è presente, anche troppo presente, a discapito di altre lingue. La passione per l'italiano c'è sempre, in Montenegro in qualsiasi angolo c'è qualcosa di italiano, dai nomi dei negozi ai menù,
a come vanno in giro loro, alle parole, perché nelle Bocche di Cattaro hanno una serie cioè un modo di parlare che ricorda molto anche il veneziano, hanno delle espressioni proprio tipiche. E tuttavia anche qui abbiamo subito un calo nell'interesse verso l'italiano. E noi non ci arrendiamo, facciamo tante cose e proprio per non arrendersi abbiamo poi durante il periodo Covid, che è stato quello più critico, soprattutto per un'associazione come quella che io porto avanti, che non avendo studenti era destinata a chiudere, mi sono inventato il corso di italiano alla radio, che è una cosa che mi accomuna molto a voi e quindi adesso facciamo anche questo. Ecco, raccontaci un pochino come l'hai organizzato questo, perché magari è più frequente, non so, il video, no? Adesso insieme all'inglese sono i video che spopolano, no? Mentre tu la radio, così che è un mezzo che noi amiamo molto naturalmente. Come l'hai organizzato? Allora, la radio piace anche a me. L'idea mi è venuta perché ai tempi del mio studio, quando studiavo, io ho studiato all'Orientale di Napoli, studiavo anche polacco. E una signora che gestiva una radio polacca mi chiese se fossi disponibile a fare un corso di italiano alla radio per i polacchi e quindi questa esperienza è nata lì. Quando qui è arrivato il Covid e cercavamo un modo che non fosse, perché poi le scuole montenegrine qui hanno deciso di fare lezione in video e quindi tutti i ragazzini chiusi in casa facevano lezione in video, per non costringere anche gli altri a fare questo, dovevamo inventarci qualcosa. Allora il blog, la chat, e io ho detto beh, proviamo alla radio. C'è una radio di gestita da studenti qui, a cui ho fatto questa proposta, mi hanno dato uno spazio di 40 minuti 2 volte alla settimana. È chiaro che per fare un programma per insegnare la lingua tramite la radio devi conoscere entrambe le lingue, perché per spiegare è necessario avere anche la conoscenza della lingua madre e quindi abbiamo fatto una prova, la prima prova di 3 mesi è risultata di grande successo perché poi c'era la spiegazione prettamente grammaticale con delle frasi che io poi alla radio dettavo, frasi tipo i saluti, le frasi canoniche, diciamo. Poi su Facebook e Instagram pubblicavo delle schede didattiche e grazie a un podcast loro riascoltavano e seguivano sulle schede. E quindi questa cosa era quasi una lezione che loro ascoltavano e seguivano su un libro virtuale, diciamo. E poi gli ultimi 15 minuti li dedicavamo a una curiosità sui costumi, le abitudini italiane. Per esempio una volta a me piace molto il calcio, quindi mi hanno costretta a parlare di calcio, costretta con grande gioia da parte mia, il carnevale, quella parte che nei nostri manuali di italiano per stranieri è considerata la parte dedicata alla civiltà, diciamo, e io raccontavo questa cosa nelle 2 lingue. È stato divertente perché mi sono ritrovata tipo alla cassa di un supermercato con una signora che fa: ma scusi, lei ha una voce e un accento a me noto, e poi a un certo punto fa: ma lei è quella della radio. Oppure non so, andavo in giro in taxi e mi ascoltavo e il tipo fa: scusi, ma questa è lei? E è stato molto divertente e da lì abbiamo capito che era una cosa di successo, quindi l'abbiamo fatto per 3 anni di seguito, i primi 6 mesi con una pausa e poi abbiamo ripreso alla fine dell'anno e abbiamo anche dato la possibilità a qualcuno coraggioso di fare un esame alla fine, dopo il corso alla radio, e devo dire che 2 persone sono state anche molto brave a conseguire un livello di A2, che secondo me è grandissimo. Fantastico, ascoltando l'italiano alla radio. Un baffo a Manzi, al la radio è KRS? Sì, poi vabbè c'era anche la parte musicale, sceglievamo delle canzoni, qualcuno faceva anche le richieste, io ho tentato di far capire loro che non esiste solo Totò Cutugno o Albano, ma ci sono anche altri cantautori italiani un po' più,
insomma profondi, e quindi insomma è stato divertente, consigliavamo libri, c'è stato un momento in cui per esempio ho chiesto a degli autori, qui è molto amato Moccia, per esempio Federico Moccia, che è venuto spesso, gli ho chiesto di fare un messaggio, di raccontarsi, e quindi abbiamo mandato in onda questa cosa. Abbiamo, oppure Francesca Melandri è stata l'altra, oppure per esempio una volta l'ambasciatore ha deciso di dare un messaggio agli ascoltatori in italiano rigorosamente, poi io facevo le domande per capire se avevano capito, insomma è stato carino. Adesso stiamo in un momento di pausa, ma riprenderemo in autunno. Bello, complimenti. Sì, molto, molto, è una cosa che mi piace molto raccontare. La radio è KRS? Sì. Oh, ok, no, perché ho messo E l'immagine, non volevo aver messo un'immagine sbagliata. Sì, allora, la radio è Radio Krsh, che sì. significa pietra dura, pietra dura da rompere, e noi facevamo l'italiano per i duri di Comprendonio, diciamo. Questo sì, l'avevamo chiamato scherzosamente. Fantastico. Bene, allora di Granello di Collana in Granello di Collana abbiamo fatto Venezia, Montenegro, e adesso andremo a Zurigo, ma in realtà passando per Napoli, quindi vedi bene che è bello. Assolutamente. È tutto collegato. Ciao a tutti, buonasera a tutti. Ciao Maurizio. Ci è piaciuto molto ascoltare questo tuo racconto e insomma i nostri dirimpettai di là dell'Adriatico, ecco, ci ascoltano. Grazie. Bene, grazie Teresa. Se ti chiameremo prossimamente, sì, sempre disponibile, perché vado al lavoro coi freni, quando volete. Grazie, se volete venirmi a trovare per una lezione, un incontro, noi siamo qui sempre ad aspettarvi. Volentieri, anzi, se vuoi lasciarci qualche link che mettiamo anche sui nostri social di Insegnare all'estero su Facebook o Docenti Senza Frontiere, non dimenticarti, mandaceli pure, li comunicheremo ai più curiosi, diciamo così. Un piacere. Okay. Grazie mille, è stato un piacere conoscervi dal vivo. È stato un Ciao piacere Teresa, grazie. Grazie a voi. Mi guardi e mi dici sei buffo, io ho perso di te già da un'ora. Ti bacio e comincia la lotta che cambia le cose anche dentro di me. Ti piace tanto usare l'immaginazione per poter parlare di rivoluzione, quella organizzata dal tuo amico scultore, scrittore, poeta. Che profondo il mare, dai lascia quel megafono e facciamo l'amore, che domani ho sveglia presto, devo lavorare. Non si pagherà da solo quel monolocale, ma aspetta non andare, no. Radicale Tamerò, radicale Tamerò, non andare adesso, no. Radicale Tamerò. Mi presenti ai tuoi amici del centro e mi guardi da lontano mentre fanno discorsi importanti. Partecipo poco che non ho studiato e mi trattengo che se bevo troppo va a finire ti dico ti amo. Sarebbe scortese anche poco educato, e già scrivo bene. La tua amica che spesso mi chiede cosa sei tu per me, cosa voglio da te, esponendo teorie articolate su chi perde in amore. Sei bella e io sconvolto, col sangue dal naso un po' rotto. La manifestazione è andata male, entriamo in quel caffè. Mi guardi e mi dici ti amo, è meglio se usciamo dal retro. Da domani comincia la lotta che cambia le cose anche dentro di te. Mi piace tanto usare l'immaginazione per poter parlare di rivoluzione, quella organizzata dal tuo amico scultore, scrittore, poeta. Che profondo il mare, dai lascia quel megafono e facciamo l'amore, che domani ho sveglia presto, devo lavorare. Non si pagherà da solo quel monolocale, ma aspetta non andare, no. Radicale Tamerò, radicale Tamerò, oh, non andare adesso, no. Radicale Tamerò.
non andare no, radicale tamerò, radicale tamerò, non andare adesso no, oh oh, radicale tamerò. Ecco qui. Togliatti non sarebbe d'accordo. Togliatti non sarebbe d'accordo, lo dicono un diplomatico, il collettivo Ninconato, con Radicale, e noi con la nostra mongolfiera passando per Napoli, Salerno. Adesso andiamo a Zurigo. A Zurigo abbiamo Maurizio. Ciao Maurizio. Ciao a tutti, buonasera a tutti. Bentornato Maurizio, il nostro amico appassionato di libri e di lettura. Ti è piaciuto il passaggio passando per Salerno? Insomma, potevamo saltarlo, ma va bene, va bene lo stesso. Perché? Ah, sì. La squadra la so. Vabbè, allora, dai, sarà per domenica prossima. No, è in settimana, non aspettiamo fino a domenica, si gioca mercoledì e giovedì. Sì, ecco, speriamo di chiudere prima, sì. Bene. Vediamo. Noi però nell'attesa scaramantica abbiamo chiamato Maurizio per farci raccontare, farci suggerire un libro. Ogni tanto Maurizio trova delle chicche o dei libri comunque che non sono proprio nei circuiti più commerciali, e allo stesso tempo sono libri che assolutamente vale la pena di leggere. Ma anche su questo c'è lo sport, no Maurizio? Sì, c'è lo sport anche in questo caso, e restiamo in Italia, vi porto in Brianza, vi porto tra Monza e Arcore con un libro che è stato pubblicato l'anno scorso da Chiare Lettere. Il titolo è Sono nato così, ma non ditelo in giro, e l'autore è Mattia Muratore. Brianzolo, nato a Monza, avvocato, lavora all'Università Bicocca a Milano, appassionatissimo di sport, di hockey, tanto che gioca con la squadra degli Sharks di Monza e ha vinto nel 2018 il campionato mondiale. Hockey su carrozzina elettrica, perché Mattia convive fin dalla nascita con una malattia, che è quella della malattia delle ossa di cristallo, quindi ossa molto fragili, che chiaramente gli hanno creato diversi problemi. In questo libro, che ha tra l'altro la prefazione di Ligabue, il cantautore, in questo libro lui ci racconta la sua vita quotidiana, dall'infanzia fino a oggi, in qualche modo. E il bello di questo libro è che non c'è commiserazione, non c'è un lamentarsi, è scritto in una maniera molto ironica, tagliente, un'ironia che spesso fa anche male, però divertente, c'è un gran senso dell'umorismo. E si passa da un evento all'altro, dalla scuola ai primi innamoramenti, perché sì, anche le persone disabili si innamorano, allo sport, perché sì, anche le persone disabili fanno sport, ai viaggi, lo sport non solo inteso come sport giocato, ma anche come sport guardato, quindi si va allo stadio. Mattia è tifoso dell'Inter e quindi ci racconta la sua esperienza allo stadio, ma si va anche ai concerti rock. Quindi ecco, è un libro che in apparenza sembra il diario di una persona che in maniera così sbrigativa potremmo definire disabile, e che poi scopriremo leggendo perché la persona va definita diversamente abile. Ma ogni capitolo si apre in una maniera molto simpatica, con un titolo Le perle del Pirla, e io ho riso molto su questo perché sono quelle frasi fatte che a volte diciamo senza renderci conto di quanto stupide siano. E quindi siamo tutti un po', siamo potenzialmente tutti un po' pirla quando ci ritroviamo in queste situazioni che non sappiamo gestire, e cerchiamo di liquidare con frasi un po' così,
un po' di, diciamo, di routine che diremo magari a una persona non disabile, ma che su una persona disabile motoria in questo caso, hanno un significato e hanno un effetto completamente diverso. Perché vi sto consigliando questo libro? Sicuramente per l'ironia, sicuramente perché insomma, racconta cose di cui noi diciamo normalmente abili, nel senso di nella norma non ci rendiamo conto, no? Le difficoltà che ci possono essere nella vita quotidiana di certe persone, ma soprattutto perché a me è sembrato che questo libro, tramite il racconto della vita quotidiana del protagonista, in realtà parlasse a noi, parlasse a tutti quelli che disabili non sono, e quindi ci facesse vedere le cose da un altro punto di vista. Mi è sembrato un libro educativo, quindi ecco, insomma, come aiutare, come si può procedere verso l'inclusione di tutte le diversità? Integrando, aiutando a capire, educando le persone che quella diversità non la vivono. Quindi io ho visto un ribaltamento in questo libro della struttura normale. Non era più lui la persona disabile, ma eravamo noi che dovevamo imparare quello che normalmente non vediamo. E quindi con tanta ironia, sì, anche appunto con umorismo, con divertimento in alcuni casi, attraverso la vita di Mattia in qualche modo vedevamo la vita di ognuno di noi, e quindi venivano raccontati degli episodi e si cercava, almeno io lo leggevo in questo modo, mi trovavo in una situazione raccontata appunto dal protagonista e pensavo, oh sì, ma io questo l'ho vissuto, sì, ho visto quella persona, per esempio si racconta della storia di una sua insegnante che voleva costringerlo a fare sport, in particolare ad andare in piscina, così, e senza rendersi conto che per lui tutto questo, non so, un tuffo in piscina poteva essere molto molto problematico per le sue ossa fragili. Quindi questo negare la malattia, negare la diversità, cosa che ho visto tante volte in altre situazioni. Per esempio mi è capitato quando mia madre combatteva contro il cancro e c'erano gli stessi tipi di minimizzazione della situazione, lo stesso voler negare la sofferenza, non voler vedere le difficoltà, anche in termini di abilità e disabilità motorie. Non so, per esempio il parcheggio riservato ai disabili occupato perché sì, tanto ci sto solo 5 minuti. No, è una cosa che probabilmente abbiamo visto, abbiamo osservato tutti. E senza fare dei drammi, senza, come dire, incolpare nessuno, l'autore, quindi Mattia Muratore, il protagonista di questo libro, racconta queste avventure e disavventure. E ci aiuta anche a prendere magari consapevolezza. Mi piace questa cosa delle perle del Pirla, perché probabilmente non ho ancora letto il libro, cercherò di farlo presto, ma va a mettere il dito sulla piaga, sul nostro atteggiamento che spesso è anche di imbarazzo, perché non sappiamo mai bene, no? Perché abbiamo paura di cadere nel patetico e non va bene, di fargli indifferenti, ma non va bene neanche quello, perché comunque è una situazione diversa, e quindi sì, immagino che ne abbia collezionate un bel po' di queste perle dei Pirla. Sì, sì, appunto sono veramente illuminanti, sono illuminanti e ci si rende conto di quante volte siamo stati noi i Pirla. Quindi si spera che sia un libro educativo prima di tutto per noi lettori, in modo da non ripetere gli stessi errori, ed è per questo che mi sentivo di consigliarlo. Ecco, stavolta siamo rimasti in Italia con il libro che vi propongo, ma ve lo consiglio assolutamente. Si ride e si riflette allo stesso tempo. Grazie mille. Bene, allora, Mattia Muratore, Sono nato così, ma non ditelo in giro, l'edizione è Chiari Lettere, il costo di copertina è 16 euro e potete prenderlo dove volete, insomma. Beh, noi l'abbiamo detto a tutti. Meglio in libreria, però. Proviamo a prenderlo in libreria. Buona lettura, non ve ne pentirete.
Grazie Grazie Maurizio. Maurizio, grazie mille. Grazie a voi, buon Grazie proseguimento. mille. Ciao. Ciao, ciao. Non è vero che non serve bere più di un bicchiere, ma senti cosa stai dicendo, Francesco, perché sei così approssimativo? A volte appare e poi svanisce, come il neon di un'insegna, quando la strada non finisce, quando bevi e già ne voglia. Le ragazze belle guardano lontano e voltano il viso con un gesto naturale. Versano un altro, i baci sul collo, balliamo a tempo del batterista. 12 gradi in questa notte a San Lorenzo. 12 gradi in questa notte. Nel bel mezzo di un approccio ci ferma un mago africano che con i braccialetti in mano mi dice: cos'altro ti serve per essere felice? Cos'altro ti serve per essere felice? Un ubriaco fa un commento sul tuo bel culo, se la ride non gli importa perché è la verità. Le ragazze belle guardano lontano e voltano il viso con un gesto naturale. Versano un altro, i baci sul collo, balliamo a tempo del batterista. 12 gradi in questa notte a San Lorenzo. 12 gradi in questa notte. Le ragazze belle guardano lontano e voltano il viso con un gesto naturale. Mi stringi forte, i baci sul collo, balliamo a tempo del batterista. 12 gradi in questa notte a San Lorenzo. 12 gradi in questa notte a San Lorenzo. 12 gradi in questa notte a San Lorenzo. Francesco, per oggi abbiamo finito. Ci vediamo la prossima settimana alla stessa ora. Bene, Francesco, esci tutte le sere di Galileo e torniamo nelle nostre zone, torniamo a Padova con la nostra mongolfiera dove troviamo la nostra Dora Rizzardo. Buonasera. Buonasera, avvocata, giuslavorista, e l'abbiamo chiamata perché così dimostriamo che siamo rigorosamente in diretta. Oggi è il 1° maggio e quindi vogliamo innanzitutto chiedere a Dora se ci ricorda un pochino l'origine di questa giornata di festa. Sì, allora, il 1° maggio è una ricorrenza che si celebra in moltissimi paesi del mondo, ma in qualche modo paradossalmente non nel paese in cui ebbero luogo i fatti che poi hanno dato origine alla ricorrenza. Che cosa si ricorda il 1° maggio? Si ricordano gli scioperi del 1° maggio che iniziarono in realtà il 1° maggio del 1886 a Chicago, negli Stati Uniti, con i quali i lavoratori rivendicavano qualcosa che a noi oggi sembra, se non scontato, addirittura superato, cioè la giornata lavorativa di 8 ore. Gli scioperi durarono 4 giorni, dopo alcuni giorni vi furono delle repressioni molto violente da parte della polizia, una prima sparatoria con relativa carneficina,
E poi nei famosi fatti di Haymarket Square dei disordini che presero le mosse dall'esplosione di un ordigno che però non si è mai saputo chi sia stato a confezionarlo e a gettarlo in mezzo alla piazza dove i leader sindacali, i leader del movimento dei lavoratori stavano tenendo i loro comizi, e che poi diedero luogo a una sparatoria da parte della polizia con numerosi morti e moltissimi feriti, e con una serie di arresti degli organizzatori dello sciopero, che furono tutti dichiarati colpevoli, non si sa molto bene di che cosa, soprattutto lo furono sulla base di nessuna prova, e che poi furono giustiziati. Pochi anni dopo la Seconda Internazionale Socialista decise di assumere quei fatti come momento da ricordare ogni anno come festa dei lavoratori, e da allora la festa è diventata una festa nazionale, o comunque una ricorrenza molto sentita anche in alcuni paesi in cui non è ufficialmente sul calendario dei giorni festivi, ripeto, quasi tutti i paesi del mondo, nei 5 continenti. Paradossalmente però non è così proprio per gli Stati Uniti, cioè per il paese in cui quei fatti si verificarono, che invece festeggiano una cosa un po' diversa, che è il Labor Day, quindi non un Workers' Day, ma una festa del lavoro più che una festa dei lavoratori, il primo lunedì di settembre, in realtà legato a tutt'altro genere di ricorrenza, ma che non ricorda le lotte dei lavoratori e non ricorda il massacro di Haymarket. È una festa comunque che, a parte che negli Stati Uniti, in alcuni paesi di tradizione anglosassone che hanno seguito l'esempio statunitense, è diciamo di portata mondiale, anche se in realtà ormai l'origine forse si è un po' persa nei meandri, perché non sempre viene ricordata nelle celebrazioni. È abbastanza interessante comunque la differenza fra festa dei lavoratori e festa del lavoro, no? Esatto, il contrario. Ascolta, e invece proprio oggi abbiamo visto la nostra Premier così presentare questo decreto molto ampio, in realtà anche con varie cose fiscali, con vari provvedimenti, e abbiamo visto che ci sono delle novità per quanto riguarda il lavoro. Hai già avuto modo di capire di che cosa si tratta? Allora, la bozza naturalmente il decreto non è ovviamente ancora nel suo tasto definitivo, non è disponibile ancora, ma è stato varato oggi e è a disposizione la bozza, che è stata discussa nei giorni scorsi. Prima volevo dire una cosa a proposito di festa del lavoro e festa dei lavoratori. Noi in Italia abbiamo dal 1970 una legge, che è la numero 300 del 70, che si chiama Statuto dei lavoratori, e forse qualcuno ricorderà che alcuni anni fa si propose di abrogarla e di sostituirla con uno Statuto dei lavori. Già dal nome evidentemente le persone in questa nuova normativa, che poi fortunatamente non ha visto la luce, avevano tutt'altro tipo di rilevanza e di centralità. Per quanto riguarda il decreto lavoro, che il governo ha voluto licenziare proprio oggi, evidentemente legandolo simbolicamente alla festa dei lavoratori, è un provvedimento molto eterogeneo che contiene cose di vario genere. Il famoso taglio del cuneo fiscale, che in realtà è bene ricordare che in realtà per i redditi più bassi era già stato fortemente diminuito, per cui in realtà il grosso vantaggio non è per i redditi bassissimi, ma per i redditi un pochettino più alti. Naturalmente, a voler definire grosso un vantaggio che si aggira intorno agli 80 euro al mese. E se ne fa un gran parlare di questo taglio del cuneo fiscale ormai almeno da 10 anni, ma diciamo che in realtà nel silenzio del lavoro quotidiano c'erano già stati dei provvedimenti per diminuire l'aggravio della fiscalità sulle fasce di reddito più
più basse e per le quali quindi l'imposizione fiscale andava ad incidere su un importo di base più contenuto, con cui era più difficile far fronte alle novità, alle difficoltà della vita. Tra i temi che il decreto lavoro tocca, vorrei soffermarmi su uno che sembrerebbe un pochettino più tecnico a prima vista, ma che in realtà ha una ricaduta molto importante sulla vita dei lavoratori, che è quello dei contratti a termine. Allora, i contratti a termine, cioè i contratti di lavoro a tempo determinato, sono disciplinati a livello di cornice da normativa europea, che fissa dei paletti limite, diciamo, di tutela, oltre i quali non è possibile una liberalizzazione, ma all'interno dei quali il legislatore nazionale, che sia italiano, che sia francese, che sia tedesco, può muoversi come ritiene. Noi veniamo da una normativa che è cambiata moltissimo nel corso degli anni e che ha raggiunto il picco maggiore di liberalizzazione nel 2015, anzi nel 2014, quando è stata completamente tolta la necessità di giustificare l'assunzione a tempo determinato anziché a tempo indeterminato di un lavoratore. L'unico limite reale che le aziende avevano nel effettuare assunzioni a termine era quello di rispettare il termine massimo di durata del rapporto a tempo determinato di 36 mesi, cioè di 3 anni. Su questa disciplina, che è la più liberale che abbiamo avuto in Italia fino adesso, è poi intervenuto il cosiddetto decreto dignità, che risale al 2018 e che è stato adottato quando il ministro del lavoro era Luigi Di Maio del Movimento 5 Stelle, il quale invece interveniva su 2 fronti. Anzitutto limitava la durata massima dei contratti a termine a 24 mesi e non più a 36, salvo alcune ipotesi molto specifiche. E in secondo luogo consentiva un'assunzione a termine non giustificata soltanto entro i 12 mesi. Se successivamente l'imprenditore voleva ulteriormente prorogare il rapporto e farlo durare quindi più di un anno, doveva indicare il motivo di questa assunzione a termine, anziché, come sarebbe, lo dice la normativa italiana, la norma, un'assunzione a tempo indeterminato. E queste causali erano estremamente specifiche. Si riferivano a picchi di produzione non preventivabili, oppure a esigenze sostitutive, oppure ad alcune ulteriori fattispecie estremamente circostanziate. E queste causali dovevano essere anche indicate, come ogni causale deve essere specificamente indicata all'interno del contratto che viene consegnato al lavoratore, il che è fondamentale per consentire al lavoratore di verificare se effettivamente è stato assunto a termine e non a tempo indeterminato per un buon motivo, per un motivo che la legge contempla tra le ragioni che consentono di apporre un termine al contratto. Un primo allentamento di questa disciplina era intervenuto con il governo Draghi e giustificato con la difficoltà della ripresa dell'economia nel periodo post-pandemico, mentre adesso, da quanto si apprende per ora dai giornali, il decreto lavoro del 1° maggio 2023 amplia molto le causali, dando grande spazio alla contrattazione collettiva sia nazionale che aziendale, sembrerebbe, per l'individuazione delle possibili causali, e poi addirittura parlando di patti individuali tra il datore di lavoro e il lavoratore che individuano una causale. Ora è abbastanza intuitivo che nel momento in cui al lavoratore viene offerto un posto di lavoro è pronto a pattuire l'esistenza di qualunque tipo di ragione per l'assunzione a tempo determinato anziché l'assunzione a tempo che forza contrattuale ha il lavoratore singolo di fronte al datore di lavoro? Allora, chiaramente il lavoratore di forza contrattuale ne ha ben poca, tanto è vero che classicamente nella normativa del rapporto di lavoro una serie di clausole che potrebbero essere inserite all'interno del contratto di lavoro vengono comunque
qualificate come sostituite ex legge da una disciplina dettata dalla legge, con clausole che sono più in grado di tutelare i lavoratori. Faccio un esempio: molto spesso nel contratto di lavoro si legge: il suo luogo di lavoro sarà in Padova, ma lei si impegna sin d'ora ad accettare trasferimenti in qualunque altra sede della società a seconda delle esigenze produttive. Non è così, cioè questo impegno ad accettare un trasferimento che c'è spessissimo nel contratto di assunzione, che molto spesso il lavoratore probabilmente neppure mette a fuoco, non consente poi al datore di lavoro di fare quello che vuole, perché in realtà il trasferimento è un provvedimento che a norma di legge, e la legge prevale sulla pattuizione singola del singolo, può essere disposto soltanto in presenza di alcune ragioni ben precise, normativamente individuate, che devono essere anche comunicate al lavoratore. E quindi con questo ultimo, perché è stato un bel regalo in pratica, era la festa dei lavoratori, i lavoratori hanno avuto un bel regalino oggi, se il decreto verrà così approvato in questo modo. Allora, sicuramente c'è un allentamento, rimane peraltro il termine complessivo, è tutta chiaramente si tratta di circostanze da poi verificare con testo alla mano, e trattandosi di un decreto dovrà poi essere anche convertito in legge, ma sicuramente c'è un allentamento, però rimane per esempio il termine massimo di 2 anni anziché i 3 che abbiamo avuto fino al 2018 di durata. Quindi è un allentamento, ma ancora non torniamo, e dico ancora perché evidentemente la tendenza è quella di tornare a una disciplina estremamente liberale dei contratti a termine nell'ambito dei paletti che ci impone l'Unione Europea, rimane ancora comunque di 24 mesi e non di 36. Quindi diciamo che e rimane oltretutto l'istituto della causale giustificativa, quindi del dover spiegare perché l'assunzione non è a tempo indeterminato, che è un qualcosa che ormai le persone non mettono più tanto a fuoco come un qualcosa di così essenziale alla loro tutela. Però qual è la vera difficoltà che incontra il lavoratore con il contratto a termine? Il lavoratore con il contratto a termine viene assunto per un periodo limitato, nell'ambito del quale sostanzialmente può essere tranquillamente dismesso senza che venga enunciata alcuna ragione giustificativa della sua dismissione, cioè non è necessario un licenziamento, che è un provvedimento che deve sempre essere motivato e il cui motivo può essere sempre verificato di fronte ad un giudice. Questo significa che se io ho un contratto a termine, come succede molto spesso, di 6 mesi, poi prorogato di altri 3, poi prorogato di altri 2, eccetera, eccetera, ogni certo numero di mesi il mio datore di lavoro mi può buttare fuori, scusate l'espressione, dalla sua azienda senza dover giustificare questo fatto, quando in moltissimi casi alla base di questa decisione non ci sono ragioni inerenti alla necessità di manodopera che è cambiata, che è diminuita, ma il fatto che per esempio io ho dimostrato un'affiliazione sindacale, oppure il fatto che io mi sono ammalato e quindi avrei diritto ad una serie di congedi, di assenze più o meno retribuite e più o meno non programmabili, che quindi possono tra virgolette mettere in difficoltà l'impresa, nel senso che bisogna accomodare le mie esigenze con quelle della produzione, oppure che intendo prendermi un congedo di maternità o paternità e cose del genere. Naturalmente sono tutte cose che non si possono scrivere in una lettera di licenziamento. Con un lavoratore a tempo indeterminato non si può dire, beh, siccome tu ti sei ammalato, io ho bisogno di una persona che ci sia qui sempre, allora ti licenzio. Ma con un lavoratore a tempo determinato è sufficiente aspettare il mese, 2, 3 di scadenza della proroga in corso o del contratto in corso. Sappiamo che il rapporto di lavoro a tempo determinato ha una durata complessiva che è di 24 mesi, ma tendenzialmente viene frazionato in molti più passaggi, e poi liberarsene senza dover dire la ragione per cui. Quindi il lavoratore è sempre ricattabile.
è sempre ricattabile, ma a volte non è neanche questione di essere ricattabile, nel senso che se uno per esempio appunto si ammala, non è questione di dire siccome sono sotto ricatto non mi ammalo, quindi non si tratta soltanto di dover tenere bassa la testa, non avanzare rivendicazioni, ma anche proprio di non poter accomodare all'interno del rapporto di lavoro le vicissitudini della vita. Certo. E anche di non poter programmare un futuro comunque, perché poi, voglio dire, uno non può prendere un impegno di nessun tipo a breve, media, lunga scadenza, non può fare un mutuo, non può impegnarsi con degli acquisti importanti perché non sa se avrà un lavoro, se avrà uno stipendio fra pochi mesi. Quindi la precarietà non è solo del lavoro e della vita a quel punto. Di tutto l'ambiente, di tutto il contesto, diventa un problema sociale, culturale, generico, politico ovviamente. Terribile, terribile. Sì, in realtà devo dire che adesso con la tendenza che c'è stata negli ultimi anni, fin dal 2012, la famosa legge Fornero, ad allentare i controlli sulle ragioni dei licenziamenti, c'è anche meno sicurezza di tenersi un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Però al di là del fatto che per esempio la banca quando valuta se concederti un mutuo sicuramente considera in maniera diversa un contratto a tempo indeterminato, c'è anche proprio questo fatto che la precarietà del lavoro, da quello che io ho visto, tende un po' a travalicare e a diventare precarietà della vita, perché hai un lavoro a termine, quindi non ti compri la casa perché non sai se potrai far fronte al mutuo, e anche le relazioni tendono ad essere meno stabili, e quindi ti ritrovi sempre un po' all'inizio di tutto e senza prospettive a lungo termine in nessun ambito della vita, anche i più personali, più apparentemente slegati dal lavoro. Certo. Assolutamente. Va bene. Ma no, io volevo fare un attimo una domanda, visto, ma queste aziende che continuano ad assumere a tempo determinato ogni 24 mesi un'altra persona nuova, dopo 24 mesi un'altra persona nuova, cioè viene fatto perché ha un beneficio l'azienda ad assumere sempre contratti determinati o... Allora, in realtà no, non ci sono benefici fiscali, anzi ci sono benefici fiscali a seconda dei periodi più o meno consistenti, degli incentivi per chi assume a tempo indeterminato. E soprattutto vorrei dire che noi stasera abbiamo parlato di contratti di lavoro a termine, ma non abbiamo parlato dell'altro fenomeno che è il lavoro tramite agenzia, cioè quando si viene assunti dall'agenzia di lavoro interinale e poi si viene mandati in missione presso questa o quell'altra azienda, e lì il costo del lavoratore in capo all'azienda è sicuramente molto più alto di un'assunzione diretta, perché si tratta di pagare non soltanto il lavoratore che ha diritto di ricevere lo stesso stipendio di un suo collega che è un dipendente cosiddetto diretto, cioè direttamente dipendente dell'impresa, ma anche naturalmente di pagare l'agenzia interinale che fa la selezione del personale, che poi fa i contratti, eccetera, eccetera. Quindi il costo è più alto. Il vantaggio, francamente, io faccio fatica a vederlo, se non in alcuni casi molto precisi. È chiaro che le assunzioni a termine sono essenziali in alcuni settori che vivono una forte stagionalità, che non dobbiamo pensare soltanto all'agricoltura, possiamo pensare anche per esempio alle imprese dolciarie che fanno i dolci natalizi, oppure per sostituire il personale che è assente con diritto alla conservazione del posto, come può essere una lavoratrice che va in maternità. In questo caso è chiaro che l'assunzione a termine ha un senso e assolve a una funzione di cui l'impresa ha stretta necessità, ma in molti altri casi, francamente, a me la ragione sfugge, forse non dovreste chiederlo a me, dico soltanto questo, che alla precarietà del rapporto di lavoro è legata anche una maggiore incidenza degli infortuni, perché chiaramente chi cambia
spesso il luogo di lavoro e conosce di meno il luogo di lavoro in cui presta la sua attività, è anche più esposto il soggetto, certo, a rischio notevole. Certo, drammatico. 1090 morti nel 2022, ho guardato prima. Niente, morti bianchi, cioè che puntatona anche questa, Gianluigi? Mamma Sì, dovremmo mia. tornare un po' spesso di parlare di lavoro, perché se ne parla sempre poco, no? Molto poco. Ma noi abbiamo una consulente qui al nostro servizio. Bene. Davvero complimenti, grazie Dora. Grazie Dora. Profilo della giornata festiva che a quanto pare, insomma, rischia qualcosina, se non stiamo attenti. Grazie a voi e buon 1° maggio a tutti. Altrettanto. Grazie mille. I soon forget where my man is not fit for looks, no hero out of books, but I love him. 2 or 3 girls ask me, he likes as well as me, but I love him. I don't know why I should. He isn't true, he treats me good. What can I do? Oh my man, I love him so. You never know, all my life is just despair. But I don't care when he takes me in his arms. The world is bright, alright. What's the difference if I say I go away? I know I'll be back on my knees someday. But whatever my man is, I'm his forever. I've got is my man. Oh, and where did you met all of this and soon forget? Where my man is nothing for looks, no hero out of books, but I love him. 2 or 3 girls ask me, he likes as well as me, but I love him. I don't know why I should. He's not true, he means me. What can I do? Oh my man, I love him so. He'll never know all my life is just despair, but I don't care when he takes me in his arms. The world is bright, alright. What's the difference if I say I go away? You know I'll be back on it someday. Or whatever my man, I can forever go. Ecco, qui abbiamo finito anche con i Dix Fan Parade, che non ci sono più, peccato, suonavano bene, facevano della bella musica, ma noi li mettiamo sempre ogni tanto. E andiamo con la sigla finale. Abbiamo finito? Abbiamo finito e abbiamo parlato di tante cose, abbiamo fatto un bellissimo
giro, una struttura circolare stasera abbiamo avuto, da Venezia al Montenegro, dal Montenegro via Salerno, siamo arrivati a Zurigo, questa l'ho detta un po' cattivella, da Zurigo siamo tornati a Padova, da Padova a Venezia, eccoci qua. Ecco qua, bene. Sì, io torno a Liegi passando da Milano, mi compro il libro e vi saluto tanto, quindi puntatona, ripeto, anche quest'oggi. Un record di ascolti con la puntata precedente, non sappiamo come mai. Infatti non sono sicura se ci fidiamo di quelle un po' virtuali. Perché delle volte dice 50 e noi siamo molto delusi, delle volte dice 10.000, allora facciamo una media, dai. Va bene, ma noi non guardiamo l'audience, noi partecipiamo certo. alla vita diretta, e quindi viva il 1° maggio e viva le perle e pirla. Non era così? Sì, esatto. Bene, ci sentiamo e ci vediamo noi l'8 maggio. A tutti, grazie a tutti. Buon fioretti. Google Podcast, sui social Facebook e Twitter e sul sito www.radionostra.jimdofri.com. Love me, why not just call